Noi in un Io volevo anno... arrivare proprio lì, cioè perché ripeto, finché prendi una che già fa il cantante, Gio Squillo comunque già faceva la cantante, ma Francesco Salvi che arrivava da Drive-In e faceva il comico, prenderlo e portarlo a prendere i dischi d'oro, dischi di platino, con c'è da spostare una macchina, esatto, ecco, Qua per dirti. dietro, qua dietro. Cioè, mi viene in mente, ma anche il Gabib, anche la canzone Ti spacco la faccia, Beh, parla delle prime aspetta, immagini, ma nel cioè, libro c'è raccontato tutto, come è sì. nato, c'è da spostare una macchina, come sono nate le canzoni del Gabibbo. Il Gabibbo non è che sono inventato io, è Antonio Ricci che è venuto da Sì. noi e ci ha detto, ragazzi, io vorrei andare primo in classifica col Gabibbo. Come? Gli ho detto io, come? Sì, voglio fare una canzone, ho detto, che non è matematico. Io capisco, il Gabibbo, sigla di Striscia, e tutto si può arriva, però ci vuole una canzone giusta, ma soprattutto uno slogan giusto. E Antonio Ricci mi ha detto: Guarda, io uno slogan ce l'avrei. Qual è? Ti spacco la faccia. Quando mi ha detto così, gli ho detto: Antonio, mi sa che noi andiamo numero uno in classifica. Perché Sì, appena mi ha detto lo slogan, hai capito, ho detto: Non è possibile. Siamo andati in studio in 4 giorni, abbiamo fatto il pezzo, l'idea e tutto, riprendendo la base da Aiseye, chiedendo a Maurizio Rossi: Maurizio, ti dà fastidio perché così facciamo più... Ma va, figurati Roberto, abbiamo girato gli accordi, abbiamo tenuto la stessa ritmica, lo stesso andazzo di praticamente di Aiseye, di Stefano Secchi. di Secchi e Orlando Johnson. Esatto, Orlando Johnson. E abbiamo fatto, tra l'altro Orlando Johnson adesso ha fatto un singolo con Denaro, cioè bestiale, troppo forte. Tutto Denaro fa torna, come diceva Victor, no? il produttore Denaro di Orlando Johnson, cioè no il produttore, scusa, fa il featuring Orlando Johnson, cioè Denaro featuring Orlando Johnson. Ma lui ha fatto un bel progetto, Dan, perché ha fatto il primo disco se l'è cantato lui, ha cantato, è uscito con Always, cantato da lui, poi è uscito con il secondo come featuring, cioè prodotto da cioè un altro team, adesso non mi ricordo chi, featuring Denaro, e il terzo ha fatto lui il DJ, diciamo, comunque il producer, e ha fatto, quindi ha fatto in tre dischi ha fatto tutta quello che uno magari fa in 20 anni, hai capito? Io l'ho Vabbè, fatto io in 3 anni. non voglio entrare nelle polemiche ovviamente perché purtroppo, ahimè, come dicevi tu, ci sono, io ho visto e leggo e sento sia Tomuker contro Zandri, queste cose, io nel senso che non prendo posizione, mancherebbe altro, ognuno ha le sue ragioni. Certo è per chi come noi, semplici innamorati della musica disco, comunque sono questioni che fanno male, perché comunque avete rappresentato, dicevo prima, una bella fetta importante della Certo, nostra gioventù, certo. no? Ecco, umanamente però, al di là di tutto, tornando al discorso legato alla musica e quindi anche a quello che avete fatto, che hai fatto tu personalmente, quando hai portato Francesco Salvi a Sanremo, ad esempio, perché c'è da spostare la macchina, anche lì avevi il traino della TV, avevi il traino di un programma tutto suo, però Sanremo era un rischio. Sì, ma attenzione, non attribuire a me che allora io proprio per quello io non ho portato nessuno, anzi devo ringraziare Francesco Salvi e la Five Record la Five Record che mi ha fatto fare Sanremo per la prima volta. Perché io dopo ne ho fatti 7, ma il primo Sanremo che ho fatto non è che io chiamo Pippo Baudo, uè Pippo, sono Turatti, allora uè, va che c'ho Francesco Salvi, vengo a Sanremo. No, cioè chi va a Sanremo bisogna sempre premettere che è ospite, cioè devi servire all'azienda Sanremo per andare a Sanremo. In quel momento al numero uno c'è da spostare una macchina, era un Sanremo dove non c'era l'orchestra live quell'anno lì, C'era solo ma la si voce cantava live. sulle basi, Sì. no? Era il momento giusto per, secondo Sanremo e la Five Record, di portare un Francesco Salvi. Tant'è vero che poi abbiamo cercato di inventare con Francesco un brano che fosse un po' nella vecchia fattoria degli anni 90. Tant'è vero che facciamo tutti dei versi, siamo una grande tribù, cioè esatto, era proprio facciamo cantare. Poi tu pensa che l'introduzione era con tutti i cani che cantano proviamo a far cantare gli animali. Con tutto quello Baudo che si ha sente in detto, giro. no, ma Baudo La... ci ha detto ragazzi è un po' pesante. Allora abbiamo cambiato con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri. Ce l'ha fatta cambiare Baudo questo inizio qua del brano. comunque è arrivata al 7° posto, se non ricordo male.
Sì, ma tra l'altro ascolta, doveva vincere, cioè c'era la voce che era il brano che aveva, cioè che era Che piaciuto di più, spaccava di però più, in che faceva realtà girare di più. io devo ringraziare, ma guarda, le robe proprio, si capito, sono dettate dall'universo. Se noi avessimo vinto con Salvi, saremmo andati all'Eurofestival con Salvi. Non oso No, immaginare Francesco Salvi ecco. all'Eurofestival. Invece hanno vinto Oxa e Ali, e dato che il produttore Fio Zanotti non poteva andare all'Eurofestival, hanno dato il singolo nuovo da produrre a me, Natale e Melloni, e noi siamo andati anche lì all'Eurofestival con Oxa e Ali. Quindi io l'unico Eurofestival che ho fatto, l'ho fatto proprio perché quell'anno non ho vinto Sanremo con Francesco Salvi, perché Però un sennò non sarebbe... riconoscimento, un'altra medaglia da appuntare alla immensa carriera che hai fatto poi alla Quindi, fine, quindi no? per dirti, però cos'è? Il vincitore è stato Francesco Salvi, perché quando è uscito il disco, New Entry in classifica numero uno, New Entry al numero uno, Mega album Salvi. e singolo. Il primo Cioè, album Mega Salvi che io quindi noi, ho, tra e l'altro. quella settimana lì avevamo numero uno Mega Salvi negli album, e numero uno esatto, e numero due ce ne spostava una macchina, e poi tutti gli altri di Sanremo. Roberto, però posso dirti una cosa, io l'album ce l'ho, e ovviamente a qualcuno dico di controllare su YouTube, la tua mano si sente particolarmente, perlomeno sulla musicalità degli anni '80, nel brano Taxi, che è il primo del lato B. O mi sbaglio? No, perché vedi, Taxi, allora, se tu guardi quel disco lì, la facciata A l'abbiamo fatta io, Natale e Melloni. Lato B è stato fatto da Matteo Bonsanto, Pulga Ninzati. Quindi, Ok. quindi, però tu senti la mano degli anni '80, perché Matteo Bonsanto, Pulga e Nizzati erano quelli che hanno fatto Cano, erano quelli che Vabbè, hanno fatto Stefano Pulga. Pulga, Elon Again, certo, certo, Esatto, certo. quindi per dirti, quindi certo tu senti la mano degli anni '80, ma la senti di qua, c'è più la mano anni '90, perché comunque io da DJ mi adattavo un po' alla musica come andava, perché e quindi loro sono stati più legati di là a quello stile, però il disco, hai capito, era fatto metà e metà. Roberto, siamo a mezz'ora, io ti dico la verità, Hai a visto? questo punto la dividiamo in due puntate perché abbiamo tanto da raccontare, mi fa piacere e ancora ti ringrazio della tua disponibilità. Parliamo delle radio, perché prima tu hai fatto l'esempio di Mad Desire che prima di esplodere è dovuto passare, no, per RDS, comunque per le radio nazionali. Oggi le radio forse non hanno più quel veicolo. Oggi per far conoscere un brano, per esplodere, tolti i grandissimi a livello italiano a posto di Vasco, Ligabue, Tiziano Ferro, Laura Pausini, però per far conoscere un sound nuovo, un artista nuovo, quali sono i canali secondo te? Guarda, cadi a proposito, perché sono uscito da una settimana in contemporanea col libro anche col mio singolo, che io non avevo mai fatto un singolo, va bene, come Roberto Turatti. Questo l'ho fatto, chiaramente non è che canto io. Tra l'altro il featuring è con Jeffrey J e Chroma 8, che sarebbe Daniele Bellito, che è diciamo il coautore, il coproduttore di questo progetto Roberto Turatti che stiamo facendo insieme. E ti dico, lo sto vedendo io toccando con mano. Io ho preso una persona che mi dà una mano a fare le radio, perché io non è che posso chiamare la radio, ciao, sono Roberto Turati, ho fatto un disco, cioè mi viene da ridere, no? Certo. Cioè, quindi cosa succede? Ho preso questa persona che sta mandando il disco alle radio, ma sinceramente non è semplice, non è immediato, cioè i dischi sono veramente tanti adesso. Noi avevamo dietro una baby record ai tempi, quando passavamo per radio, ed era un fenomeno, la Italo Disco che stava esplodendo, Alex Peroni è stato proprio quello, e vabbè. Poi dopo negli anni '90 avevamo un nome consolidato, e comunque i nostri dischi uscivano con la Sony, uscivano con la X Energy, che Alvaro Ugolini e Dario Raimondi, che siamo ancora amici adesso, due persone stupende, fra le più corrette che io ho mai incontrato in questo ambiente. Vedete, e siamo usciti con la loro etichetta, cioè avevamo comunque dietro tanti che si occupavano anche di fare promozione. Poi sai, quando arrivava un disco di Turati o Turati Chieregatto o la NTM, lo ascoltavano con interesse perché funzionavamo, e quindi nel periodo dopo c'è stato Albertino
che ha fatto molto per la dance. Io ho fatto infatti Kim Lucas, AC1 in quel periodo lì, Deja Vu, I Can't Stop, quando avevo l'etichetta definitiva. E la radio era importante perché comunque Albertino, se ti passava un disco, noi andavamo con le pagelline di Albertino al Midem a prendere i contratti di licenza nei paesi esteri. Diceva, Era come una guida Michelin, insomma. Sì, quindi capisci, erano importanti queste cose, tutto raccontato nel libro, anche questo. Certo. E adesso che ho il mio disco mi accorgo che la radio non è che ti fa funzionare un brano per forza. Allora, intanto bisogna partire dalla canzone, dal brano, che comunque deve essere interessante, perché quella è la base. Ma oggi è ancora più difficile di una volta passare per radio, perché hai centinaia di brani che escono, più adesso è più facile, quelli vecchi, ovviamente. più quelli vecchi, quindi sai, è difficile. E poi la gente, ragazzi, quando ascolta la radio? Cioè quando vai in macchina. E infatti mi pare che oggi l'unico momento in cui si ascolta la radio è proprio la macchina, è finito. Prima il negozio, quindi ci sono sì, i casa. negozi, le cose, quello sì, ma anche i negozi ogni tanto fanno. Ma se tu vai in un negozio, in realtà è vero che c'è, magari mettono RTL, RDS 105, quello che è, oppure addirittura la radio dello store, perché adesso ci sono anche queste cose. Però in realtà quando tu vai in un negozio senti talmente tanta musica durante tutto il giorno, col tuo cellulare, con Spotify, così, non resta, che non fai neanche caso più alla musica quando entri in un negozio, ma ti preoccupi dei jeans, ti preoccupi. Solo io quando entro in certi negozi sento magari una selezione, vado da ragazzi, dico, ma scusate, ma questa che radio è? No, è la radio di, non so, dico, hai l'orecchio assoluto anche in questo, cioè anche nell'attenzione. Per cui ti dico, oggi ci sono altri metodi per fare promozione, c'è un po' il self-made, cioè fare da soli, però non è neanche lì semplice, perché anche con i social, quindi sono cambiate un po' le cose in realtà. Per quanto riguarda invece i talent, perché ne parlavo tempo fa, proprio anche con Shel Shapiro, che dice probabilmente se oggi nascessero i Battisti, i De Gregori, probabilmente, o i Beatles, magari sarebbero andati direttamente ai talent, e invece prima non esistevano, c'era la sala prove. Cioè, oggi anche proporre un personaggio che non necessariamente possa essere un musicista, ma anche solo un cantante, forse è un po' più difficile. La sala prove non c'è più, la gavetta non c'è più, forse la gavetta stessa è il palco di X Factor. Ma guarda, ti dico, ma io perché sono contento del successo che hanno i Maneskin alla fine? Perché spero che aiuti a far tornare la gente nelle cantine a suonare insieme, capisci? Perché è quella la cosa più importante. L'aggregazione, trovarsi insieme. Sai com'è più bello, come si cresce di più, piuttosto che mettersi davanti a un computer a prendere una ritmica, a prendere un'altra cosa. Cioè, la condivisione è la cosa più bella che abbiamo, tanto di condivisione, ma ci vuole anche la condivisione umana. Poi guarda, sembra che il virus proprio il virus è andato a toccare proprio la condivisione umana, capito? La socialità. Quindi sì, quindi figurati, io spero che insomma quando finirà anche sta storia di sto virus e tutto, perché fino a poi finirà, si spera, cioè si torni anche un po' a ritrovarsi, anche ad abbracciarsi, anche a darsi la mano, anche a fare musica, perché mamma mia, la musica è fondamentale, è la nostra vita. Quindi... Roberto, siamo in chiusura e ti voglio, oltre ancora ai ringraziamenti, io chiedo sempre a tutte le persone che ho intervistato in questi anni, il sogno nel cassetto. Il tuo cassetto è sempre stato pieno di sogni realizzati, di idee, abbiamo detto anche di scommesse vinte, stravinte. C'è ancora qualcosa nel cassetto che hai, che vuoi tirare fuori e che ancora, o per coraggio o perché non l'hai ritenuto in quel momento opportuno, non l'hai fatto? Guarda, devo dirti la verità, io la musica l'ho sempre vissuta, prendi quello che arriva e cerca di dare quello che puoi. Quindi non è che ho delle aspettative, cioè la ricerca di qualcosa, cioè un libro, ma quando mai io nella mia vita non pensavi neanche se non arrivò a Gabriele questo libro qua
questo libro qui non sarebbe mai nato, capito? E allora ho fatto pure un libro, cioè, quindi non è che ho delle aspettative, mi piace fare musica, ho fatto un brano adesso e ne seguiranno altri, che per me è coerente con quello che ho fatto nella mia vita di musica negli anni '80 e quindi sono soddisfatto. Poi quello che succede, succede, funziona, non funziona. Io non sono lì a dire adesso voglio tornare numero uno, perché la cosa più brutta è rimanere delusi dalle aspettative che tu hai, capisci? Quindi è meglio fare passi in passino, vivere il qui e ora, tranquillo, alla sera buttarsi dietro le cose brutte della giornata e cercare di ripartire il giorno dopo, che non è facile, ma senza tenere sempre ieri mi è andata male. No, non puoi fare certo, se ti arriva la bolletta, ti arriva ieri, la devi pagare domani, ci devi pensare a pagare la bolletta, quello è normale, però tante cose è meglio veramente buttarsele alle spalle. Purtroppo c'è gente che non riesce a buttarsi alle spalle il passato, ogni tanto lo tira fuori. Io non lo tiro fuori perché ho avuto la fortuna di esserci nel passato, ma non è che vado in giro con la maglietta con scritto io sono qua, ho fatto quello. No, quello non importa. Quello è un bagaglio di esperienza che hai tu. Quello che conta, cioè, quando io mi sento dire ma guarda questi giovani produttori che fanno 1 milione di visualizzazioni e si credono chissà chi. Ma tu invece no, ascolta, gli ho detto. Oggi funziona in un altro modo. I Medusa, Simon De Giano, è iniziato con me, uno dei Medusa. Sono felice ogni volta che fanno un brano e che funziona. Ha funzionato il primo, il secondo, il terzo, il quarto. È una roba che non è possibile, vuol dire che sono in gamba, sono bravi e fanno miliardi di streaming. Quindi faranno soldi, faranno tutto. Però mi chiama sempre Simone, Roby, ascolta questo brano, Roby, le stesure alla Turatti io le uso sempre quando faccio. Cioè, quello è il bello della vita, capito? Quella è la soddisfazione. Il riconoscimento umano di quello che tu hai segnato. Esatto, quindi sai delle aspettative. Allora, io ricordo ancora una volta, per chi volesse acquistare ovviamente, c'è il libro in tutte le librerie, in tutti gli store anche digitali, Roberto Turatti, 50 anni di musica e sentimenti, edito da Berano, scritto da Roberto Turatti con Gardire Congiu, quindi abbiamo fatto anche il promo libro. C'è poi, abbiamo detto, il brano che è uscito proprio di Roberto Turatti, quindi anche lì ovviamente tutte le piattaforme digitali, guardatevelo, ascoltatevelo. Io, Roberto, ci rivedremo presto, speriamo di vederci in Sardegna presto, certo. Ovviamente. Sì, guarda, mi organizzeranno una cosa dove presenterò il libro, proprio in Sardegna, quindi... allora ci sentiremo e ci vedremo presto. Assolutamente. Grazie ancora davvero. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento, come sempre, Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, come si dice in gergo, merda, merda, merda per tutto e a presto.